Abbiamo chiesto ai nostri intervistati se sanno esattamente in questo momento attualmente dove sono impegnate le nostre forze armate, e qui vengono fuori dei risultati interessanti perché come potete vedere abbiamo come solo l'Afghanistan e neanche per percentuali molto elevate sia la missione che è maggiormente ricordata. È una risposta libera, cioè non abbiamo sollecitato nessun tipo di risposta, ce l'ha data loro. Il 46% dice di sapere che siamo in Afghanistan. Quindi c'è una percentuale che ritiene, il 6,9, che siamo ancora in Iraq? Che ritiene che siamo ancora in Iraq, un 6,9% e un 1,9% che ritiene che siamo in Albania, quindi insomma sono dei dati un po' da interpretare riguardo anche in parte all'ignoranza delle persone rispetto al tema di cui parliamo. E la domanda era se sarebbe favorevole o contrario alla proposta del ministro La Russa di armare gli aerei nel nostro continente in Afghanistan. La maggioranza è favorevole, diciamo si spacca. Agli armamenti? Agli armamenti degli aerei. Si distingue tra il peacekeeping in generale e l'Afghanistan come missione, quindi sono due cose diverse. Afghanistan. La domanda se parliamo dell'Afghanistan secco, la domanda era oggi come oggi voterebbe a favore o contro il ritiro dei soldati italiani in Afghanistan, e a favore è il 67%. Del ritiro, a favore del ritiro. A favore del ritiro. La domanda era se fosse necessario inviare maggiori truppe e spendere più risorse in Afghanistan per il proseguo della missione, lei sarebbe favorevole o contrario? La domanda è per la regia, per identificarla? Ci siamo persi. La penultima. La penultima. Deve essere la 6. La penultima. Giorgio ha ancora la trance agonistica da studio. Eccolo qua. È questa. È evidente che appunto anche coerentemente con quello che si è detto prima, solo un 6% sarebbe favorevole a continuare, cioè a investire ulteriori risorse contro un 94% che non ci sente da questa parte. Con quale opinione è d'accordo? Se le missioni italiane e internazionali di pace all'estero sono utili o sono inutili, è la numero 2. E il 65% ha detto che sono utili contro un 35% che ha detto che sono inutili, e questa è una. Poi una che non abbiamo commentato finora è la domanda, l'accordo con questa affermazione: sono fiero che l'Italia sia presente sul piano internazionale con le proprie forze armate. Il 59,3%, il 63% è d'accordo con questa affermazione, quindi si sente fiero del fatto che l'Italia sia presente con le forze armate all'estero, contro appunto un 41% che non lo è. Parlando poi invece precipuamente dell'Afghanistan, abbiamo chiesto ai nostri intervistati se voterebbero, potendolo, a favore o contro il ritiro dei soldati italiani in Afghanistan ora. Il 67% voterebbe a favore del ritiro e il 33% voterebbe contro.